Dopo per giungere a scrivere in prosa, dunque poesia come me, dico sempre poesia, ma senza pretensione, per me la poesia era intima, dunque non mi sarei mai venuta per l'idea di pubblicare, come era l'intima, si legge all'intimo e basta. Dopo tutti gli anni ho capito che la poesia di noi è noi facciamo destini autunnali senza sapere che erano destini autunnali, ci hanno spiegato a Ugo perché lei lo faceva così. Dunque, quando mi jugo appena così in poesia, mi spiace manco di pubblicare perché mi jugo. Dopo a Brosa ci sono venuta tardi, passata la cinquantina, perché con la mi canalizzata subito, a ragioniere perché dopo la rivelazione di certa gente mi sono detta ancora se ragione. Dunque mi piace scrivere novelle, ma novelle per me sono piuttosto stalvadoggi, che certi che hanno capo di 40 anni, e per me non scrivere in lingua corsa, per me è meglio scrivere, perché penso corso, mica sempre, credo come tutti i bislingui di Boigiuga, penso corso in funzione di situazione. In scuola, per esempio, e lei o al professore non avevo mai pensato corso, penso francese. Ma quando penso a Stalvadoggi, penso corso, perché Stalvadoggi mi viene da un paese e pensavo a corso. Ma come mi sentia intravata, diremo, dall'ortografia, che non avevo mai imparato a scrivere il corso. E mi sono detta, ma dunque c'è gente che scalata all'altri in 6 mesi a imparare a scrivere il corso, sarà possibile che tu non impari a scrivere la tua lingua. Dunque mi ci sono messa e quando scrivo l'antaudelefo. Dunque l'antaudelefo ho messo l'applicazione di la DESEC, ancora, ho messo un sito di congiugazione, perché congiugheggio, ma scrivere non ho imparato a scrivere. E così quando scrivi di orti verificavo, sicuro in casa di dizionario, ma è più pratico così quando devo scrivere l'antaudelefo, devo scrivere 2 parole, per me è straordinario. E la prima volta che mi sono data a pubblicare era grazie a Musa Nostra, perché c'era un concorso. Dunque, sotto pseudo, perché ci scrive sotto pseudo, perché una so, questo l'ha già analizzata. E dunque, è già buona, perché io avevo che non mi capiscono. Allora, che all'orale, me naturale, parla corso, mi pongo mica questa questione. Ma ho scritto a Dio tu hai sappia, un corso se li l'hanno capito, mica se li l'hanno capito di loro, dunque la domanda è la prima volta, la prima novella che ho scritto in 2 ore, e non stava d'oggi che ha campato a Giuga, in 2 ore l'ho scritto, la domanda da Musano, sta arrivato terza, l'anno dopo, ho principiato, ho avuto il primo premio, mi ha incoraggiato. Voilà, dunque noi per me sono stati oggi acconciati di sicuro, con appena immaginario in noi, con la volontà, la speranza, che ligano una maniera di essere un po' di prima. Ecco, perché ora, fatto di stare, e tutto ognuno sa che una lingua, qualsiasi la lingua corsa è sicuro in noi, pur se non c'è più poca gente che la parla, e speriamo che non ce ne sarà più in più, è sempre una maniera di un mondo, di una certa società, una certa maniera di avere tra gli uomini. Dunque, di sicuro, è sempre avere questa premura di tramandarla. Io scrivo, faccio scuola con questa premura in noi. Ecco, e poi la lingua corsa non c'è mica che la sia questa giocabilità appena tardi è vera, sacralizzata, perché c'è tanta passione, ci tocca tanto che certi hanno voglia o hanno una primura, che non sia mica bastardita, che non è olioggi mica troppo in furia, che non è olioggi manca appena.
una lingua è una lingua, la lingua corsa è una lingua come un'altra, dunque deve evaluare, dopo che lo ci sia gente capace, incaricati di fare di barrare appena una certa evoluzione, forse come tutte le lingue, penso alla grammatica, c'è la normativa descrittiva, ma un ferrano che parla pinuccia, dopo che le oluegi, se le oluegi, è buon segno è che le parlata. Voilà. Dunque, se non giuro questa, perché non morga mica che le oluegi, ecco.